presentazione del brano musicale Il Padrino. Allora, come al solito, apriamo la nostra raccolta grandi successi internazionali e andiamo a pagina 16. Allora, osserviamo chiave di violino e chiave di basso, tre bemolli, quindi leggiamoli, sono Si, Mi, La, del resto le alterazioni rispettano sempre lo stesso ordine, si aggiunge un bemolle alla volta o un diesis alla volta. Quindi tre bemolli, la tonalità può essere o Mi bemolle oppure la sua relativa minore, Do minore, sesto grado di Mi bemolle e Do minore e Do. Osserviamo e allora andiamo a vedere la prima nota, Sol. Sol è una nota che fa parte sia della tonalità di Mi bemolle che di quella della scala di Mi bemolle che di quella di Do minore, anche dell'accordo sia di Mi bemolle che di Do minore. Poi abbiamo Do, già non è nella triade di Mi bemolle maggiore, non c'è, però è una nota che fa parte anche della scala di Mi bemolle maggiore o di Do minore. Terza nota, Mi bemolle. Insomma, queste tre note insieme sono il risultato della triade di Do minore, Andiamo a vedere la mano sinistra, prima nota Do, poi dopo Mi e Sol, Mi bemolle e Sol. Insomma, questo è un accordo di Do minore. Vabbè, allora, sembrerebbe Do minore. Vediamo la parte finale. La nota finale, l'ultima nota è Do. È Do. Anche l'ultima nota della sinistra. Anche tutte le crome, Do, Mi bemolle, Sol e Do, sono l'accordo di Do minore. Vediamo se c'è la sensibile di Do, quindi prendiamo il settimo grado della scala di Do minore, quindi il settimo grado comunque Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si. Il Si in chiave è bemolle, quindi vediamo se adesso abbiamo il Si bemolle, nel caso quindi, in questo caso siamo in Mi bemolle maggiore, o se abbiamo il Si alterato di un semitono, quindi aumentato di un semitono e quindi Si naturale, perché la bemolle se aumentiamo diventa naturale. In questo caso sarebbe la sensibile di Do minore, ci darebbe la conferma. E osserviamo la nota proprio precedente al Do è il Si naturale. E allora c'è proprio la sensibile di Do minore, quindi ci conferma che il brano che stiamo analizzando si tratta, è suonato nella tonalità di Do minore. E allora, come al solito, facciamo tre battute, compreso la prima che è il levare, perché abbiamo tre crome, il tempo è 4 quarti, e quindi tre crome sicuramente non possono riempire una battuta intera, quindi si comincerà da un movimento precedente, da uno, adesso contiamo quanti ne sono, e ci fermiamo sulla prima nota della seconda battuta. E allora, le note sono Sol, Do, Mi bemolle, chiaramente, seconda battuta, Re, Do, Mi bemolle, Do, Re, Do, La bemolle, perché in chiave non vi dimenticate, Si bemolle, Sol. Pausa di un ottavo, Sol, Do, Mi bemolle, Re, Do, Mi bemolle, Do, Re, Do, Sol, Sol bemolle e Fa. Ci fermiamo sul secondo rigo. Bene, allora, 4 quarti, abbiamo le crome, tempo quaternario semplice, contiamo con le crome. 1, 2, Allora, cerchiamo di capire qua da dove si inizia, perché, allora, l'ultima croma, quindi il Mi bemolle di questa battuta, si trova sicuramente sulla seconda suddivisione del quarto movimento, quindi Tro, Tro. La nota ancora prima, allora, è qua, quindi Do e Mi sono 4, e quindi il Sol è la seconda suddivisione del terzo movimento, quindi 3 e 4. Prima battuta, allora, prima battuta, Re, Do, quindi sono 1, 2, 3 e 4, 1. Quindi tutte crome, ogni croma su una suddivisione. Il Sol è una mima, 1, 2. 3 c'è una pausa, 3 e 4, così come all'inizio. Poi 1, 2, 3 è uguale alla prima, cambia qua, queste ultime due crome sono diverse dalle ultime due della prima battuta. 4, 1. Vediamo più a tempo. 3,
e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2, eccetera, eccetera. E beh, insomma, già si sente, andando a tempo, viene fuori subito il tema che possiamo riconoscere. C'è la P di piano, quindi suonare piano in questa parte. Vediamo la sinistra. Allora, Do, poi Mi bemolle e Sol insieme, Do minore, poi abbiamo il terzo movimento Do, Fa e La bemolle insieme, rivolto di Fa minore, poi abbiamo quattro prove, Do, Mi bemolle, Sol, Mi bemolle, Do, e questo è Do minore, poi Sol sotto, e poi di nuovo Do, Mi bemolle e Sol, Do, Mi naturale e Si bemolle insieme, ci danno Do settima per andare al Fa, che Do settima porta al Fa. Anche per queste cose potete consultare sempre, per chi l'avesse, il mio manuale di pianoforte e tastiere alla sezione armonia. Andiamo a contare, quindi 1, 2, 3 e 4, poi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Proviamo più a tempo, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Quindi osservate c'è un ampio spazio alla seconda battuta tra il Do centrale, mano sinistra, e il Sol, quindi la dominante di Do, il quinto grado, che sta sotto al Do da cui abbiamo cominciato, che poi è il Do dell'ottava inferiore al Do centrale. Vediamo insieme 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1. Se lo ritenete opportuno, dividete ulteriormente questo primo rigo in due battute alla volta, quindi fermatevi sui punti più critici dove avete da fare un salto, dove il ritmo è un po' più complicato, in modo da sincronizzare bene, e poi ci aggiungete le altre due, oppure se vi va bene fate il primo rigo. Andiamo un po' più a tempo, 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4. Secondo rigo. Ci fermiamo per motivi proprio di frase musicale sulla seconda battuta del terzo rigo. E allora, che poi così sono 4. Allora, Fa, prima nota del secondo rigo, poi c'è una pausa di un ottavo, Fa, La bemolle, Si naturale, Re, siamo alla seconda battuta, Fa, La bemolle, Si naturale, Do e stiamo alla terza. Pausa di un ottavo, Do centrale, Mi bemolle, Si bemolle stavolta. Avete visto che alla seconda battuta c'è di nuovo il Be quadro vicino al Si, perché il Be quadro precedente, della battuta precedente, ha validità solo su quella battuta, e quindi per il secondo Si naturale bisogna rimettere il Be quadro. Invece per questo Si della terza battuta non c'è niente, e quindi, finiti gli effetti dei Be quadri della battuta precedente, si suona il Si bemolle. Si bemolle, poi abbiamo terzo rigo, La bemolle, Sol, Si bemolle, La bemolle, La bemolle, Sol, cambio di dito, Sol quinto, Si naturale, col Be quadro, e poi Do, e finisce la frase dell'esposizione del primo tema. Andiamo a contare, quindi secondo rigo, 1, 2, poi 3, pausa, E, seconda suddivisione, c'è il Fa, 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, terzo rigo, 1, 2, 3 e 4, 1. Vediamo un po' più a tempo, 1, 2, 3 e 4,
1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2. E già questa è una velocità adatta, infatti vedete adagio, c'è l'indicazione di tempo all'inizio. E allora, comunque un po' più, appena più veloce, 1, 2, 3 e 4, 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 1. Vediamo la sinistra. Allora, secondo rigo, Fa, La bemolle, Do, La bemolle, Re. Quindi insieme tutte e quattro queste note sono le note che compongono, costruiscono un accordo Fa minore sesta. Fa minore perché Fa, La bemolle e Do. E poi c'è Re, che è un intervallo di sesta col Fa. Fa, Re, un intervallo di sesta maggiore, quindi Fa minore sesta. Poi Fa, La bemolle, Do bemolle. La nota è Si, però in questo caso la triade è Fa diminuita, che si costruisce con le terze, quindi Fa, La è una terza, La bemolle, quindi Fa, La bemolle è una terza, La bemolle, Do bemolle è un'altra terza, perché le triadi si costruiscono per terze. Oppure se preferite Fa, La bemolle è una terza, Fa, Do bemolle è una quinta, perché gli accordi si fanno con le terze e con le quinte. Quindi Fa, La bemolle, Do bemolle, La bemolle, Re. E questo è Fa diminuito settima, cioè con la settima diminuita. Poi, terza battuta, Mi bemolle, Sol, Do centrale, Sol, Mi bemolle, terzo rigo, terzo dito, e poi quinto Do. E questo è il primo rivolto di Do minore, che poi però chiude con una fondamentale. Poi abbiamo al terzo rigo, Re col quinto, tre note insieme qua, che sono Fa, La bemolle e Do. Tutte e tre insieme, che danno il Fa minore. Quindi è come prima, solo che anziché cominciare dal Fa e fare Fa minore sesta, stavolta il Re sta sotto. Il rivolto degli accordi minori sesta generano anche gli accordi semidiminuiti. Questo è un Re semidiminuito. Il Re primo movimento, Fa, La bemolle e Do al secondo, poi abbiamo il terzo movimento, terzo rigo, Si naturale insieme a Re, Fa e Sol, che insieme fanno Sol settima. Quindi è il primo rivolto di Sol settima per andare a chiudere sul Do minore di nuovo. Andiamo a contare, secondo rigo allora, 1, 2, 3 e 4, poi 1, 2, 3 e 4, quindi uguale a prima, solo che cambia la diteggiatura, abbiamo il Do bemolle al posto del Do naturale prima. Terza battuta, 1, 2, 3 e 4. Terzo rigo, 1, 2, 3 e 4, 1. Andiamo a mettere insieme secondo rigo con c'ho il pollice sul Fa, vedere dalla diteggiatura della battuta precedente, e qua c'ho il quinto, quindi 1, 2 e 3 e 4, 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 1. Proviamo ad andare un po' più a tempo e leggermente più spediti. 1, 2 e 3 e 4, 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 1, 2, eccetera. Mi raccomando, fermatevi se già tra queste posizioni, tra queste note ci sono degli intoppi, quindi metteteli a posto e poi riprovate di nuovo la sezione intera. Quindi studiate la battuta e rimettetela nella sezione che state studiando, in questo caso delle 4 battute, oppure potete provare anche, ripeto, 2 battute alla volta. Facciamo l'esecuzione di tutte e due le parti che abbiamo visto fino adesso dall'inizio, quindi 3 e 4, 1, 2 e
Io l'ho suonato tutto di seguito, ma ripeto, se ci sono, nel mettere poi insieme le due sezioni, potrebbero esserci degli intoppi che dovete andare a vedere in modo separato. Studiatevi il passaggio e poi lo reinserite nella sezione. Bene, cos'altro dire? Abbiamo un ritardando, qua le mani si incominciano a muovere un po' di più, specialmente la sinistra, quindi osservate con calma bene tutte le note con la diteggiatura che vi ho indicato. Potreste avere una mano o più piccola di molto o più grande di molto rispetto alla mia e magari potrete adattare un'altra diteggiatura purché la fissiate. Di nuovo, con questa non mi trovo, qua sto passaggio mi viene meglio con un altro dito, però con la matita segnatevi il dito che volete sostituire, quindi la diteggiatura che vi sta più comoda, ma fissatela, segnatela, altrimenti il passaggio rimane sempre vago, qualche volta la azzecco, qualche volta no. Quindi c'è un ritardando alla fine della pagina per poi andare a tempo, quindi ritardando con un diminuendo. Nella seconda parte più o meno la difficoltà è simile, anche la figurazione ritmica con le note, un ritardando di nuovo alla fine per poi finire con un pianissimo, doppia P pianissimo, anche qua diminuendo. Nient'altro da aggiungere, e quindi vedete bene tutte le sezioni. Andiamo ad ascoltare.